Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo che stasera abbiamo due tematiche, una con l'assessore Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, poi invece parleremo del CICAP, un evento importante che inizia proprio venerdì qui a Padova. L'ho chiamato la pubblicità nel momento del Sassolino. Sì, perché poi io come faccio sempre metto queste informazioni anche sui social e lì, soprattutto in quella dei giovani, è partita una sfilza di commenti negativi, che butto via i soldi e che devo smettere di aiutare i giovani e che i giovani si droga e che questo... Cioè, secondo me stiamo veramente vivendo un momento di follia generale. Cioè, se questa... Allora, tutti mi dicono che il futuro sia dei giovani, ma se il futuro sia dei giovani, aiuteremo questi giovani, posto che poi comunque io ho fatto tutta una serie di bandi dedicati agli artigiani, a prescindere dall'età. Ma questo ho voluto dire proprio, under 35 vi do la possibilità di avere delle risorse a fondo perduto per aiutarvi a fare impresa, in un paese dove è difficile fare impresa, perché per aprire un'azienda, un'attività, la burocrazia è una roba sconvolgente, quindi niente, è stata una cosa criticata, me ne frego altamente ovviamente, se credo che la cosa sia giusta e serva la faccio, però per dirle insomma anche, e dopo su quello delle donne, donne che mi scrivevano, sì, e gli uomini non li aiutiamo mica. Ma siamo veramente alla follia. Cioè donne che si lamentavano del fatto che avessi fatto delle cose... Marcato, vede che come dicevo prima qui, uno fa qualcosa, trova sempre qualcuno... Ma sì, però chi se ne frega? Voglio dire, sono convinto, allora non è che io queste cose me le invento, io vedo i dati, mi confronto con le sezioni di categoria, parlo con gli imprenditori, sento, e dopodiché una volta che ho fatto tutta questa analisi, io faccio il prodotto che reputo utile. Allora, punto. Allora, se qualcuno non è contento, se me ne parla. Perfetto, allora senta, ma come funzionano questi soldi per le donne? Iniziamo dai 7 milioni e mezzo per l'imprenditoria femminile. Qua ho aggiunto 5 milioni di euro, ho fatto scorrere la graduatoria. Perché? Quindi sono 12? No. Erano 2,5, ne ho aggiunti 5. Perché? Questo l'avevo fatto l'anno scorso, proprio perché le donne erano state colpite dalla pandemia. E ho fatto un tentativo, ho detto metto 2 milioni e mezzo perché stiamo parlando di investimenti nuovi. Ma lei, mi scusi una cosa, lei quando mette parla con Zaia, parla con la giunta per potere oppure ha un budget che lei può gestire come vuole? No, io ho il mio budget di fondi europei da gestire e io poi costruisco, sentendo le sezioni di categoria, autonomamente, insomma. Sì. Quindi non ci sono altri assessori, altre persone? No, beh, ognuno fa il suo, perfetto. Era per curiosità. Ho fatto questo e siccome si trattava di investimenti nuovi ed eravamo in piena pandemia, ho detto, beh, facciamo un tentativo, magari non risponde nessuno. Cioè, abbiamo fatto questa roba, sono arrivate migliaia di domande. E allora io i soldi li avevo esauriti per quel bando, ma siccome c'erano tante richieste, insomma, sono riuscito a trovare altre risorse, le ho messe sempre al bando per scorrere la graduatoria, cioè tutte quelle che erano rimaste fuori, non tutte, ma insomma una parte consistente di chi era rimasto fuori. Quindi che caratteristiche devono avere queste donne per poter accedere? Ormai questo è esaurito, nel senso che adesso vanno date queste risorse a chi aveva partecipato al bando ed era rimasto fuori perché avevo finito le risorse. Quindi ho messo... Il massimo che potevano ricevere era in proporzione... il 50% dell'investimento che facevano. Stiamo parlando... 50% non so, cioè 100.000 euro te ne do 50.000, 200.000 euro te ne do 100.000. Dimostrabile. Sì, ovviamente sono soldi pubblici, quindi è tutto e c'è un bando. Comunque lo dico anche a chi ci sta seguendo. No, perché può esserci qualche furbetto, per questo lo dico. Sì, c'è qualche furbetto, però siamo molto attenti, facciamo molto bene. O furbetta, facciamo molto bene i bandi e poi c'è anche la Guardia di Finanza che ci butta l'occhio, che non sia qualche infiltrazione particolare, strana. Perché soldi sono soldi. È un'economia la nostra che fa molto gola ai lazzaroni mafiosi, quindi bisogna sempre la guardia alzata. Per quello le dicevo, bisogna fare molta attenzione. Sì. Però sul sito della Regione trovate tutti i bandi e quando date a queste persone questi soldi, avete già iniziato a... Quelle delle donne sì, mentre quello dei giovani è stato fatto, adesso scadrà, è ancora in vigore, per cui lo dico, se c'è qualche under 35 che ci sta ascoltando, guardate, andate sul sito della Regione, nella partizione bandi, e ritrovate bando giovanile e trovate il bando. Qui in tutti i settori artistici, perché mentre nelle donne non c'era ma negli uomini c'è scritto imprese, settori artigiano, industria, commercio e servizi, era la stessa cosa che per le donne? No, stessa cosa. Sì, poi quella magari sarà il comunicato che è diverso, ma
No, no, è la stessa cosa. E Chiunque invece può... sui ragazzi, sui giovani ce ne sono ancora a disposizione? Sì, che vadano pure, là trovano tutti i dettagli sul sito della E regione. devono avere categoricamente meno di 35 anni. Cioè, se no, che giovani sei? No, le ho chiesto. So che vuoi partecipare anche a lui. Ormai non posso partecipare. No. Gnami. No, no, vabbè, in ogni modo c'è questa possibilità. Sì. Invece poi c'è l'altro, che ci sono 60 milioni di euro per finanziamenti ovviamente agevolati. Sì. Cosa vuol dire per finanziamenti agevolati? Noi abbiamo fatto un plafond di finanziamenti a tasso zero, quindi proprio non costava nulla, e addirittura le spese della pratica me la colavo io come regione. Abbiamo fatto gli accordi con le banche. A disposizione di questi soldi? Ce ne sono ancora. Diciamo che su questo non tutte le banche hanno risposto come avrebbero dovuto. Nel senso che io ho messo in disponibilità i soldi, le garanzie, mi sono pagato io le spese, mi sono pagato io gli interessi, io regione, insomma, in modo tale che a lei, utente finale che faceva la richiesta di finanziamento, non doveva tirare fuori un centesimo. Non faccio nomi, ma insomma non tutte le banche hanno reagito come avrebbero dovuto. E quindi? E quindi abbiamo fatto tutte le interlocuzioni del caso. Devo dire però che i confidi e le banche di credito cooperativo hanno risposto bene e, insomma, e molti, anche lì sono andato oltre il plafond e abbiamo messo altre risorse proprio per questo motivo. E anche lì sono finiti? No, ci sono ancora perché ho dovuto mettere altre risorse. Ce ne sono ancora, cioè se una possibile... Sì, ce ne sono ancora. Può rivolgersi e chiedere proprio il finanziamento della Regione Veneto. Ecco, il finanziamento della Regione Veneto cosa comporta? Anche qui il 50% delle spese, ha un limite? No, il finanziamento è un finanziamento, quindi sì, ma però quelli erano bandi a fondo perduto. Ma le garanzie le dà la banca, deve darle alla banca? No, la garanzia funziona come un prestito normale, solo che a differenza degli altri prestiti non si hanno gli interessi passivi e non si hanno... È vero, però se io non ho, ho bisogno di soldi e non ho la possibilità di chiederlo, la banca difficilmente mi dà il finanziamento. Ma allora per quelli abbiamo fatto i fondi, i bandi a fondo perduto, cioè io ti do una parte di investimento, te la do a fondo perduto, cioè non ti chiedo indietro nulla, tu fai 100.000 euro di investimento, 50.000 euro te li do io, basta, chiuso, non te li richiedo più indietro. Ma questa parte è finita o ce ne sono ancora soldi? No, per esempio quello in editoria giovanile è ancora in piedi e adesso noi usciremo con altri bandi, io esco più o meno... Stavo parlando dei finanziamenti. I finanziamenti sono prestiti. Sono prestiti. Dunque, perché la Regione ci mette la faccia, mi sembra di capire. La Regione ci mette gli interessi e le spese di pratica. Però se io non ho le credenziali la banca può dire di no. Questo sì, questo è vero. E quindi siamo però diciamo che la banca è come dire, incentivata a darli perché per esempio su alcuni strumenti noi facciamo anche la garanzia. Abbiamo fatto anche dei prestiti dove la garanzia era a carico della Regione e quindi di fatto la banca non rischiava nulla. E anche là abbiamo avuto una grande risposta. Senta Assessore, quindi al di là di tutte queste ovviamente comunque anche queste si trovano tutte sul sito della Regione, cioè andate perché trovate tutte queste possibilità. Lei all'inizio del ragionamento stavamo facendo ha detto può essere proprio il momento dopo il tempo perso, l'entusiasmo ritrovato, che la gente era stanca, ha cominciato a spendere, però nell'industria insomma c'è una produzione, c'è molta richiesta di produzione e sono aumentati moltissimi materiali ed è difficile anche da trovarli poi tra l'altro i materiali, quindi vuol dire che c'è poca scorta, quella poca che c'è chi ce l'ha se la fa pagare, i trasporti sono andati sopra il Dio, ma questo vuol dire che inizia a esserci un consumo e che non c'era più magazzino? Ho cercato di semplificare la cosa, capito? Ha semplificato benissimo, il tema vero è che c'è una speculazione sulle materie prime, chi le ha se le tiene o le fa pagare tantissimo. E qui ancora una volta l'Europa dovrebbe dimostrare di essere all'altezza dei tempi che corrono, perché il mercato italiano è piccolo, il mercato europeo invece inizia a diventare un mercato interessante e importante. È chiaro che se l'Europa potesse parlare con un'unica voce da un punto di vista economico-finanziario avrebbe una potenza di fuoco nettamente superiore a quella che ha. Questo è il tema. Invece ci sono paesi come la Cina, l'America, che fanno quello che vogliono, perché noi siamo deboli, siamo molto molto deboli
economicamente e politicamente, ma non economicamente dal punto di vista della capacità di produzione, ma di interlocuzione finanziaria. Non è proprio per una via di sviluppo che la vita è questa, che la Cina una volta si accontentavano di un pugno di riso, oggi vogliono che loro il caviale, e quindi una virtù che per forza di cose, forza della Cina, per forza di cose doveva arrivare a questo momento. Sì, ma la forza della Cina, che è come dire, la forza e la debolezza strutturale dall'altro punto di vista, è che la Cina parla uno, l'America parla uno. Da noi parlano in 150, questo è il tema. Perché quando si tratta di anche guerre commerciali o rapporti commerciali, cioè la Cina parla con il suo presidente, punto. Se lei dovesse parlare da un punto di vista commerciale con l'Europa, ma con chi parla? Con chi parla? Parla con il Presidente della Commissione, che dopo 2 minuti Presidente Draghi dico no, io non ci sto, cambio idea. No, ci vuole che del tempo, perché l'Europa non era come la Cina. È l'Europa che è strutturata così. Sì. Cioè, l'Europa purtroppo si è limitata a fare un'unità monetaria. Non ha fatto un'unità fiscale, non ha fatto un'unità economica, non ha fatto l'unità su altre politiche ed è rimasta, in realtà, è rimasta con tutte le sue differenze. Il tempo dovrà far cambiare anche questa mentalità, perché la Cina è una, l'America è una, c'è un presidente. Iniziamo noi? Quando iniziamo? Chiedo perché se qui in Europa comandiamo un po' tutti, comanda la Germania, però così. Allora, sui migranti. L'Europa dice, bene, ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità e accogliere una parte di afghani, giusto? Perfetto. 2 ore dopo l'Austria dice, mi non me ne frega niente, tienti. Lo Stato dice, mi non mi interessa, tienti, mi accolgo solo i putei, che se pettenai, basta, morto tutto. Chiuso. Perché noi non siamo uno Stato come la Cina o come l'America. Perfetto, mi non vuoi essere come la Cina, per carità di Dio, perché là c'è una dittatura. Ma non siamo neanche come l'America. Ma possiamo ristrutturare questa Europa? L'America comanda uno, anche se ci sono i vari Stati, però... E allora immaginiamo un'Europa federale. Ma ci vuole tempo... Ma quando che cominciamo a fare sta roba? Cioè, perché... è bello nel parlare, è bello, poi nel renderlo pratico è un po' più complicato. Io italiano che vado d'accordo con i francesi così... Ma non devo andare d'accordo, è che dobbiamo decidere che una parte di temi devono essere gestiti a livello europeo. Veri. Ci vogliono persone al comando di alta personalità, di alto carisma. Ma è una questione di volontà. Cioè, perché la politica estera, ma perché la deve fare un paese solo? Ma che la faccia l'Europa per tutti. Il tema della sicurezza. Scontenterebbe sicuramente qualcuno. Ma ho capito, però avrebbe una capacità nettamente superiore. Lei ne è buon profeta, diventa come l'Italia, dove che il sud è quello che è, il nord è quello che è. Cioè voglio dire, l'Europa... Ma se noi fossimo un paese federale, l'Italia fosse un paese federale, con l'autonomia dappertutto, il sud sarebbe come il nord? Ma proprio sull'autonomia arrivano qui? Con questo governo qua? Io sono convinto di no. Ma c'è anche Salvini al governo, Sì, ma quando vedi che la Gelmini ti manda in Rio carte dicendo insomma non mi piace. Ma non è che sotto anche noi qui, cioè la vogliamo tutti, però diventa complicata avere questa autonomia, non so. No, noi siamo prontissimi. Domani mattina ci danno l'autonomia, noi in Veneto siamo prontissimi a gestirla. Non ho detto che non siamo d'accordo, ci mancherebbe. Io dico invece che la politica italiana in tutti i suoi lati, le classi dirigenti del meridione non la vogliono. Però al governo oggi, la prossima volta ci sarà molto probabilmente, anzi se continuano così le cose, un'ampia parte del centrodestra che dirigerà... Sì, ecco, allora io lo dirò a Matteo Salvini, però come ho fatto per l'alleanza in Regione Veneto, dove ho preteso che i segretari di partito, Matteo Salvini, Berlusconi e la Meloni, firmassero un accordo sull'autonomia. Io l'ho preteso. Ho detto, noi facciamo l'accordo e facciamo l'alleanza in Veneto con Forza Italia e Fratelli d'Italia, se i 3 segretari nazionali firmano un accordo per cui quando si andrà al governo insieme, la prima cosa che si fa è l'autonomia, quella differenziata che abbiamo presentato noi. E l'hanno firmato. L'hanno firmato tutti e 3. E quindi succederà. Lo va a firmare, mi lo ricorderò ogni giorno. Sì, però lei da persona sicuramente di valore l'ha fatto firmare. Secondo lei, che l'ha fatto firmare, che l'hanno firmato, lo faranno? Poi se andranno loro io ho la firma dei 3 rappresentanti legali dei 3 partiti del centrodestra. Io ce l'ho,
Sì, Berlusconi, Matteo Salvini non lo fanno. E io tutti e tre li chiedo. Dato che siamo usciti sul fatto come andrà, chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica secondo lei? Mamma mia, è difficile. Tutti prima dicevano Così Draghi, in realtà adesso, siccome nessuno vuole andare a casa e siccome la Presidenza della Repubblica arriva prima della scadenza naturale del governo, immaginare un altro governo tecnico la vedo dura. Secondo me, non so, la vedo un po' dura per Draghi. Quindi se va Draghi si potrebbe andare al voto anticipato? Sì, ma è difficile, per cui il rischio è che si vada a un altro governicchio tecnico che non serve a nessuno. Non lo so, io ho l'impressione che forse Draghi non ce la farà. A fare il Presidente della Repubblica. Quindi rimarrà Presidente del Consiglio, insomma. Sì. Beh, mi sembra che sia riuscito a mettere tutti d'accordo, quantomeno questa capacità l'ha sì, avuta. ma non è tanto lui che ha la capacità. Anche se qualcuno scontento sta zitto va bene lo stesso. Sì, è la contingenza che costringe tutti oggi. Si poteva fare anche prima, quindi. Si poteva fare anche prima, diciamo che la contingenza, il Covid ha cambiato i parametri. Esatto, l'orgoglio anche delle persone fa che succeda questo al di là di tutto. Senta, ritornando invece a noi, il Veneto lo vede in prospettiva che migliora anche il turismo e tant'altro, lo vede Covid permettendo, uso questo termine. Ma io sono ottimista, a parte che sono ottimista per natura, ma perché ho visto la reazione degli imprenditori veneti. E l'ho visto soprattutto... Quali sono le richieste maggiori che le fanno gli imprenditori? Per poi lavorare. Fate anche durante il lockdown. Io parlavo con i miei colleghi anche di altre regioni, dicevano i sussidi. Mi diceva solo fammi lavorare, fammi versare, fammi lavorare. E appena c'è stata la possibilità, questi si è messo subito, 30 secondi. E dopo l'altra cosa bella è che, per esempio, ed è un dato che mi ha fatto davvero riflettere, è che lo Spisal durante il lockdown andava in giro per tutte le aziende, quelle aperte, e il 98,7% delle visite erano tutte quante positive. Quindi questi non solo lavorava in condizioni drammatiche, ma lavorava. Man mano che viene avanti, non è nella scaletta, però mi viene da chiedere ovviamente cosa ne pensa del caporalato, ovviamente quell'azienda padovana che abbiamo visto e rivisto, che dove sembrava fosse, invece poi all'interno... Allora, rifiuto in maniera categorica, come ha immaginato qualcuno del Partito Democratico anche in Regione Veneto, dicendolo ad alta voce, rifiuto in maniera categorica che ci sia un sistema, che il sistema economico del Veneto sia un sistema ammalato. Lo rifiuto in maniera categorica. Perché hanno detto che il Veneto funziona perché hanno il caporalato, quindi sfruttamento di extracomunitari, prezzi bassi e evasione fiscale. Sono 3 stupidaggini grandi come una casa. Stupidaggini. Però un po' di caporalato c'è. Allora, il tema del caporalato è un tema gravissimo, gravissimo, gravissimo. E se ci sarà la dimostrazione di responsabilità penali, i responsabili devono pagare, ma mettere in dubbio la capacità imprenditoriale perché qualcuno ha fatto il furbo, questo non lo accetto assolutamente. E per quanto mi riguarda, finché non ci sarà la dimostrazione incontrovertibile che ci sono delle responsabilità, per me le persone sono innocenti. E quindi questo vale anche per Franceschi, vale anche per qualsiasi altro. Sì, ma io non voglio colpevolizzare, però se lavoro nella mia azienda vuole che proprio non sappia nulla, mi viene qualche dubbio. Ma il tema vero sono le cooperative, ma perché non andiamo a vedere come funzionano queste cooperative? Tra l'altro spesso e volentieri gestite da extracomunitari. No, perché anche sta favuetta che se il Veneto cattivo che metti via a cooperativa che sfrutta, non è mica così, perché chi sfruttava i pakistani erano pakistani. Però io sono un imprenditore. Quando dicevo che la collisione tra politica e ovviamente il malessere, ci sono anche gli imprenditori che hanno le loro responsabilità nella storia italiana. Se ci sarà la dimostrazione incontrovertibile che c'è una responsabilità della proprietà, deve pagare e non c'è, ma siccome dire che il sistema Veneto funziona perché sfruttiamo i pakistani è una stupidaggine grande come una casa. Io non metto in discussione, l'hanno detto autorevoli esponenti del Partito Democratico. Io sono un garantista, quindi non colpevolizzo nessuno, però dico, se ci sono queste cooperative e io azienda li porto a lavorare qui, ne sono anche a conoscenza che non è il massimo della... Perché? I suoi amici, cioè uno mi dice... Mi servono 10 persone, mi arriva la cooperativa e mi dice ecco le 10 persone, cioè, mi pago la cooperativa quello che sta io per legge, la cooperativa dopo li batte come cacchi, li tiene a fame, ma perché
e deve essere logico che io sappia. Perché devo sapere? No, logico, non è Tra l'altro logico. stiamo parlando di quanto? Del 2%, 3% della compagine complessiva della forza lavoro, della grafica? Cioè, non sì, no, ma in questo caso non il titolare, ma i responsabili del settore. Ma ripeto, ma se qualcuno sapeva e ha fatto il furbo, ma per mica andare in galera e buttare via il ciave non me ne frega niente. Cioè, sfruttare un essere umano nel 2020 e tenerlo in condizioni da animale, sottopagato e facendo morire del lavoro nel 2021 non esiste. Roberto Marcato, ce ne sono molte cooperative di questo tipo nel Veneto? Sì. E dopo quello non che capisco perché non si vada a vedere là. Ecco, e dopo questo, lei assessore lo potrebbe dire a qualcuno? No, ma io lo dico, ma sai, io me lavoro, non mi devo fare poesia. No, contro lei, però può ovviamente fare pressione. Io lo dico qua, l'ho detto anche in altre sedi. Io mi auguro che ci sia un'attenzione particolare nel mondo delle cooperative, perché è un mondo che va attenzionato. Dopo che c'è persone brave anche là, certo, cose che funzionano, certo. Ma va attenzionato perché c'è un mondo, un sottobosco. Sono come gli agriturismo, che dovrebbero essere di produzione propria invece. E dopo intanto io devo comprarlo in supermercato. È vero, sono i trucchetti che si fanno così. Vabbè, siamo arrivati alla conclusione, però per le domande così, al di là del lavoro, ha mai ricevuto un colpo basso da quando è assessore lei? Colpo basso in che senso? Un colpo basso, un colpo da qualcuno che non se le sarebbe aspettato all'interno del suo partito, all'interno del suo lavoro? No, qualcuno perché che gli ha detto una cosa e poi dietro gli ha dato la pugnalata, so come si usa? Sì, mamma mia, sì. Qual è quello che ha dato più fastidio? No, però in realtà più o meno sapevo. Non le ha fatto mai nessuno questa domanda qui? Sì, me l'ha fatta, però in realtà conosco un po' i miei polli, non sai che... Li conosce bene tutti? Sì, abbastanza, sì. Sì, abbastanza. Fatto. Sì, dopo perché in un partito forte e grande come il nostro, che c'è sempre all'interno dei partiti, io guardo sempre poi tutti i partiti hanno anche all'interno le battaglie interne, sì, come ma è logico, il Partito Democratico docet, insomma, sì, dà una poi bella... tenga conto che il Movimento 5 Stelle pure. Io mi candido con la Lega, no? Alle ultime elezioni regionali, non con la lista Zaia, e da candidato della Lega, togliendomi di fatto la più grande possibilità che ho io, che è quella del contatto fisico, perché là io do il massimo di me stesso, i comizi, gli aperitivi, gli abbracci, i selfie. Col Covid non posso fare niente, sono stati più votati tutti. È chiaro che qualcuno... Però è diventato più buono lei una volta era più lo facevano arrabbiare di più, era più... forse mi arrabbio un po' meno, però è diventato più saggio, più saggio non credo. Diciamo che do più valore alle cose che ne hanno, insomma. Una volta c'è che ci sia il compagno in partito che c'è che fa di fuori. Una volta era irruento, partiva proprio di pancia. Ma io una volta per esempio ci stavo molto male. Partiva di pancia. Il tradimento anche di un collega di partito. Erano quelli colpi bassi. Quelli erano colpi bassi e mi facevano stare veramente male. Dopodiché ho iniziato a dare il giusto peso anche a queste cose qua. E il suo punto di forza qual è? Che sono me stesso sempre. Ho capito, ma qual è il suo punto di forza? Il mio più grande è questo qua, che quando uno mi conosce si rende conto che mi so così sempre. E questo è vero. Ma questa è una cosa fortissima, perché chi conta Baiotte, avere la memoria da elefante. Roberto Marcato, ho capito che è così, ma spieghi? No, sono molto diretto, uno sa sempre con chi ha a che fare. E è una bella roba, perché nel senso che uno quando si rapporta con me non deve difendersi, non va a cercare di capire chissà cosa che vuoi a dire, chissà che tramacci, che fa questo. È più apprezzato da donne o da uomini? Ma il mio elettorato si è fatto sia da uno che dall'altro. Ma se dovesse fare una... So che le fa piacere magari più le donne, però... No, ma è molto trasversale, ma anche con l'età. Cioè, mi ha fatto piacere, ero al bar una sera e sono arrivati là due ragazzini, hanno avuto 13-14 anni, dandomi detto, lei è il signor Marcato, ma possiamo farci una foto insieme? Mi ha fatto un piacere enorme perché un conto è che il mio coetaneo mi conosca, ma vedere ragazzini di 12-13 anni che ti fermano per strada per farsi la foto, è bello insomma che le nuove generazioni sono molto trasversali. Vabbè, abbiamo chiuso l'ultima parte in maniera simpatica, sono molto arrabbiato poi con lei perché lei fa una cosa che non mi piace molto, dico la verità, mette le foto che la mamma le prepara dei pranzi, non mi ha mai invitato, e questa è vero. E allora lo faremo notare alla mamma. No, è una delle cose molto gravi. E lo facciamo notare alla mamma. Grazie Roberto Marcato. Grazie a voi. Noi andiamo in pubblicità, poi nella seconda parte parleremo di CICAP, tra poco.